Signor Sindaco, allora tutto pronto a meno di 48 ore per quanto riguarda la Fiera dei Santi 2022, gli ultimi preparativi, gli ultimi ritocchi, no? I colpi d'olio, come si dice, per far partire ufficialmente la macchina. Quello che conta è che ci siamo. Sì, ormai manca davvero poco e nello sfondo si vede la chiesa e il campanile laggiù e questa è la nuova piazza, la piazza Nuova Agorà del Friuli che abbiamo inaugurato da poco e che avrà un bel battesimo in questa occasione con la Fiera dei Santi, permetterà anche interessanti collegamenti per i visitatori in vari angoli del paese. Insomma, stiamo lavorando agli ultimi dettagli di questa macchina incredibile che è l'organizzazione della Fiera dei Santi e dei Morti di Rivignano, che è una fiera unica perché forse solo in Messico c'è qualcosa di simile, a cavallo tra ottobre e novembre, da secoli, da oltre 1000 anni, da prima della scoperta dell'America, e questo è strano che in due parti del mondo che non comunicavano allo stesso periodo si facesse la stessa commemorazione particolarissima dei defunti, una festa dedicata ai morti in base alla credenza che da secoli si tramanda che in quei giorni qui si possa aprire una porta che ci permette di parlare con chi non c'è più. Tra l'altro non è l'unico posto al mondo dove si dice si apra ogni tanto una porta per parlare con chi c'è già stato, ma è sicuramente l'unico posto al mondo, Rivignano, dove in questa grande fiera si dice si aprono due porte, una per parlare con chi c'è già stato e non c'è più, e una per parlare con le anime di chi deve ancora nascere, deve ancora venire, con i futuri. E quando queste due porte si aprono contemporaneamente e le anime di chi è già stato e di chi deve ancora venire si scontrano, si dice nel cuore di Rivignano, nella notte il cielo da nero si incendia, fa luce a mezzanotte e c'è una grande battaglia di fuoco sui cieli di Rivignano. Senta, avrebbe da dire, stasera niente di nuovo, invece no, ci sono tante novità, no, per questa edizione 2022. Intanto si torna, come si dice, alla normalità, perché finalmente non ci sono più le restrizioni dovute al Covid-19, anche se bisogna, giustamente lei mi insegna a stare sempre con il campanello pronto a suonare. Però d'altra parte finalmente la gente può tornare a riempire questa bellissima località di Rivignano. Soprattutto abbiamo detto novità perché ne abbiamo già parlato la volta scorsa, ma possiamo dire che ufficialmente parte anche l'Agorà del Friuli, no? Sì, sono altri 20.000 metri quadrati che vengono assegnati a questa festa, una festa che coinvolge tutte le piazze e le vie centrali, che attira decine di migliaia di visitatori ogni anno a assistere a una magia antica che qua ogni anno si rinnova. E quest'anno, accanto alla tradizione, alle cose che uguali si ripetono da millenni, c'è sempre qualche novità che chi viene la scoprirà, come si dice, vivendo. Vivendo e ridendo anche, perché ci si divertirà parecchio. Senta, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Ricordiamo, si parte sabato e si chiude mercoledì, no, la manifestazione. Sì, questa da migliaia di anni, abbiamo detto, si svolge a cavallo tra ottobre e novembre. Quest'anno inizia sabato 29 ottobre e terminerà, come sempre, la notte dei morti, il 2 novembre, con il Festival Mondiale della Canzone Funebre. Bene. Che il 2 novembre si rinnova anche questo. Che va a chiudere un po' tutto il cerchio. Cosa dire? Venite a Rivignano, approfittate dell'occasione, non costa nulla e ci si diverte, no? E noi saremo qua ad accogliervi anche personalmente per raccontarvi qualche aneddoto di questa storia antica che credo sia affascinante riscoprire. Allora, mentre sta facendo la frittella salutiamo la Lella, appuntamento per quanto riguarda immancabile, no? A Rivignano con i suoi prodotti, certo. Le sue specialità soprattutto. Certo! Però cosa ci racconta? Cosa propone quest'anno? Caramello salato, la novità in assoluto, Caramello salato da farcire le frittelle. Tutti gli anni portiamo una novità perché bisogna stare al passo coi tempi. Perché bisogna stimolare il pubblico, certo. Dare qualcosa, no? Di nuovo.
Senta, con i moschini, avete con i moscerini, No, allora, qua dentro non vengono perché c'è caldo, sono tutti fuori da voi. si vede, hanno visto la telecamera, Sì, si sono piombati lì, Certo. E allora fino a quando sarete qua? Fino al 6 novembre, Bene. compreso. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Isole comprese? Isole comprese. Flore, svite, con cipica? Tutto. Bene. Dove si potrà degustare i prodotti e soprattutto La le famose frittella frittelle della Lella. Bene. Ok, aspetto tutti. Mandi! Mandi. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.